Fantastico. Diciamo che il tratto, quello prima di questo tratto qua, quindi quello in mezzo al bosco, è tanto impegnativo. Questo qua è già più morbido, guarda che spettacolo. Mi ricordavo che c'era sto schifo di briciolino. Dove stiamo finendo? Bisogna stare attenti a quando ci sono gli incroci così, perché è pieno di briciolino per terra. Spettacolo. Mucca. Spettacolo. Dai che siamo arrivati. Com'era? Beh, adesso dobbiamo scendere per di là, tutto in discesa. Bene bene bene, molto bello. Adesso scendiamo. Secondo me nel scendere questa qua è bella, perché vedi proprio ancora il paesaggio rispetto a farla al contrario, cioè in salita. Passi che sei al sole, che sembra che ci siano 30 gradi, passi all'ombra, sembra che ce ne siano 10. Porca di quella puttana. Ditemi che non è uno spettacolo. Questa era la bastarda, questa era la bastarda. Comunque pennella forte anche questo lato di qua, almeno a meno buche. Oh. Tutte ste macchine che vanno zio can completamente contromano quando vedono uno che scende giù. Io capisco andare contromano tipo anche così, ma non c'è nessuno, capisco. E qua fa caldo, pazzesco. Valdobbiadene, dai che ci siamo. E Pianezze è stata fatta al completo, ambilati. Ci hanno fatto cenere andare piano. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì. Passo la pipì, ci vediamo tra poco. Ti conviene a fare come ha fatto me? Bene, pausa pipì, caffè, fatta. Beh, una cosa fa strano essere il giro di sabato, che di solito di sabato sono occupato a lavoro. Adesso ci stiamo dirigendo praticamente in un passo in mezzo alle montagne che non so il nome. L'ho solamente visto dalla mappa, ho detto perché non provare a farlo. Speriamo sia bello. Strade nuove, curva stretta, anche il trattor, 14 km. È proprio una strada, possiamo dire, di quelle tipo vecchie. Diciamo che se si viene su di qua in macchina non è consigliato. Ok, è impegnativa anche questa. A voi non sembrerà, ma minchia se pende.
Mica si stringe, puttana troia. Ok. Bello. Figata. Briciolino, briciolino, briciolino. L'importante è che non sia cascato. Può capitare a tutti di andare sul briciolino, è successo anche a me l'altra volta sul Cansiglio, non so se ve lo ricordate. Ho sentito il culo andare via come se fosse burro. Dove stiamo finiti? Dio caro, prima pendeva verso su, adesso pende di brutto verso giù. E la Madonna, che figata! Questo non me l'aspettavo proprio per niente. Figo, figo, figo. Molto bello. Sì, per venire qua su ci vogliono un po' di coglioni, sinceramente. Va giù, va giù, va giù, minchia se va giù. Va giù tanto, va giù tanto. Raga, voi non avete idea di quanto pende, porca puttana. Non ne avete proprio idea. Ah, fa culo di buca. Non ci sono mezze vie qua. Nel senso, o vai su di brutto o scendi di brutto. Bene, verso San Boldo, signori. Ultima tappa. Diciamo che queste stradine così perse saranno impegnative, però dai, dopo ti regalano qualche bel paesaggio. Ce n'è di gente strana in giro che guida. Troppo bello con le gallerie così. Ed è così, passo San Boldo praticamente fatto. Signori, in mezzo alle montagne, alle curve, io vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, condividete questo video a chi volete, iscrivetevi al canale per chi ancora non l'avesse fatto, e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao belli, spettacolo.